Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Esplode per una fuga di gas un ristorante a Portopalo, gravi 2 cugini, stavano provando il forno del locale prima dell'inaugurazione. Archiviata l'inchiesta a carico di 10 dirigenti di Italgas indagati per la strage di Ravanusa del 2021, quando un'esplosione di gas causò la morte di 9 persone. Non è stato possibile accertare chi eseguì la saldatura difettosa nella tubazione. Dal sogno alla prigione, migranti torturati da connazionali nelle campagne di Vittoria nel Ragusano, arrestati 3 bengalesi, un quarto è irreperibile. Dopo 65 anni arriva a Catania la fiamma olimpica dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026, tra i tedofori Tania Di Mauro, campionessa olimpica e presidente dell'Equipe Orizzonte, simbolo mondiale della pallanuoto femminile. Catania capitale del turismo in Italia durante le feste natalizie, la città siciliana è dietro solo a Londra e Parigi, secondo il motore di viaggi e Dreams. Calcio, il Catania punta al titolo di campione d'inverno, rossazzurri domenica al Massimino contro l'Atalanta Under 23 per cercare di chiudere l'anno solare in testa. Bentrovati, i 2 cugini sono ricoverati in gravissime condizioni dopo l'esplosione avvenuta a Portopalo nel Siracusano. Stavano provando il forno in vista dell'inaugurazione che doveva essere tra poche ore. Sentiamo Francesco Aloi. Sono in rianimazione in prognosi riservata al Cannizzaro di Catania. I 2 cugini di 38 anni lui, 31 lei, erano nel locale alla vigilia della nuova apertura. Pare stessero provando il forno quando ad un certo punto c'è stata l'esplosione, quasi certamente per una fuga di gas. Quello che resta lo vediamo in queste immagini di Ivan Sortino. Tutto è accaduto nel Siracusano, a Portopalo, mentre a qualche centinaia di metri passava la fiamma olimpica. Sono stati attimi di paura quelli che hanno coinvolto 2 ragazzi, 2 giovani ragazzi che oggi avrebbero inaugurato la propria attività e che sono stati colpiti a causa di un'esplosione brutta. Fino a qualche istante fa ho sentito parenti dei giovani che in questo momento si trovano appunto ricoverati, sedati, ancora in prognosi riservata. Così, da un momento di festa, l'attenzione si è spostata sulla tragedia sfiorata. Una giornata che qui sicuramente ricorderanno purtroppo più per questo che per la fiamma olimpica. La violenza dell'onda d'urto, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, adesso nelle mani degli investigatori, ha sbalzato fuori dal locale i 2 cugini, insieme agli arredi. Ora qui tutti sperano che questa brutta storia possa avere un lieto fine, con i 2 cugini che possano tornare e, perché no, riaprire il locale ora distrutto. È stata archiviata l'inchiesta a carico di 10 dirigenti di Italgas per la strage di Ravanusa. Il GIP di Agrigento ha escluso responsabilità penali per l'esplosione dell'11 dicembre del 2021 che distrusse un intero quartiere e causò 9 vittime, restando a processo solo 2 tecnici. Davide Sardo. Strage di Ravanusa, arriva una svolta giudiziaria. Il GIP di Agrigento Alberto Lippini ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta a carico di 10 dirigenti Italgas indagati per l'esplosione dell'11 dicembre 2021 che distrusse un intero quartiere causando la morte di 9 persone. Il giudice ha accolto la richiesta della Procura di Agrigento, alla quale si sono associati i legali del pool difensivo, ritenendo che non sussistono elementi per attribuire responsabilità penali ai vertici della società. Secondo quanto evidenziato dal GIP, la fuga di gas che provocò l'esplosione ebbe origine da una saldatura difettosa su un raccordo della tubazione realizzata nel 1988, ma non è stato possibile accertare chi l'abbia materialmente eseguita. Le indagini tecniche hanno chiarito che l'opera risale ad un periodo precedente alla gestione diretta di Italgas e che non vi sono prove di interventi successivi in grado di ricondurre la responsabilità ai dirigenti attuali o a quelli in carica negli anni successivi. L'inchiesta prosegue invece nei confronti di 2 tecnici già rinviati a giudizio, ritenuti coinvolti nelle fasi di posa e collaudo della condotta del metano nel tratto interessato dall'esplosione. Una decisione che rappresenta un passaggio rilevante nell'inchiesta su una delle tragedie più gravi della recente cronaca siciliana. Dal sogno alla prigione, migranti torturati da connazionali nella campagna di Vittoria nel Ragusano sono stati arrestati 3 bangladesi. Sentiamo Veronica Barbarino. Erano
sono stati attirati in Italia con la promessa di un lavoro sicuro, ma invece il sogno si è trasformato in un incubo. Sequestro di persona, estorsioni e torture ai danni di migranti. Sono queste le accuse a carico di 4 cittadini bangladesi, uno dei quali risulta irreperibile. Su delega della Procura della Repubblica di Catania, Direzione Distrettuale Antimafia, la squadra mobile della Questura di Ragusa ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 indiziati di sequestro di persone aggravato ai fini estorsivi e torture nei confronti di connazionali appena arrivati in Italia. Secondo l'accusa, le 2 vittime, giunte regolarmente sul territorio tramite decreto flussi, sarebbero state attirate con l'inganno da parte degli indagati con la promessa di un lavoro sicuro, per poi essere condotte in un'abitazione isolata nella campagna vittoriese, trasformata in una vera e propria prigione. I 2 migranti sarebbero stati privati dei telefoni, separati e legati mani e piedi e sottoposti a violente aggressioni con spranghe e tubi di metallo, oltre a tentativi di strangolamento, al fine di estorcere circa 20.000 euro ai familiari. Le violenze, documentate dalle indagini, ricalcano i metodi dei sequestri nei ghetti libici. La Guardia di Finanza di Ragusa ha sequestrato oltre 13.000 articoli di Natale, compresi giocattoli e ornamenti, ritenuti non sicuri e segnalato amministrativamente 4 titolari di attività commerciali del capoluogo ibleo, Vittoria, Pozzallo e Scicli, per l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative fino a un importo massimo di oltre 25.000 euro. La fiamma olimpica ha fatto tappa a Catania, momenti emozionanti ma anche tensioni in Vietnam, dove si sono verificati scontri tra manifestanti pro-Palestina e polizia. Emanuela Corsi. Dopo 60 anni la fiamma olimpica torna a Catania. La torcia, simbolo dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026, è partita nel pomeriggio da via Aquicella Porto con la tedofora Roberta Zitarosa, ingegnere informatico di 33 anni. Dopo un percorso di 10 km per le vie cittadine è giunta in serata in Piazza Duomo. Tra i tedofori scelti per rappresentare la staffetta del territorio etneo, la pallavolista Simon Miriam Fatim Silla. Designati dal CONI invece Carmelo Musumeci, capitano della Meta Catania, il pugile Salvatore Cavallaro e Tania Di Mario, campionessa olimpica e presidente dell'Equipe Orizzonte, simbolo mondiale della pallanuoto femminile. Sono felicissima, lo so, la porterò io, ma è come se la portassimo tutte noi, perché tutte le mie compagne di squadra è il motivo per cui sto portando questa fiaccola. Prima di raggiungere Piazza Duomo, il corteo ha toccato le zone centrali di Viale Regina Margherita, via Umberto, via Crociferi e via Etnea. Qui, davanti alla Villa Bellini, ci sono stati momenti di tensione tra la polizia e un gruppo di manifestanti pro-Pal che protestavano per la partecipazione di Israele alle competizioni sportive. Oggi il percorso della fiamma olimpica toccherà Cireale, Giarre, Riposto, Taormina e Messina, prima di salire a bordo del traghetto per Villa San Giovanni e proseguire il viaggio dalla Calabria. Adesso una breve pausa, a tra poco. Catania, capitale del turismo, almeno in Italia, terza in Europa dopo Londra e Parigi, che non sono proprio paragonabili quanto a dimensioni e popolazione. Lo dice il sito eDreams. Orazio Longo. Niente Sacher Torte, niente renne o vin brûlé. E a Catania, col mare davanti e l'Etna dietro, l'arancino da un lato e la granita dall'altro, che i turisti vogliono passare il Natale e l'ultimo dell'anno. Lo dice un report di eDreams, l'operatore di viaggi online, che ha stilato una classifica prendendo in consegna i dati delle principali agenzie di viaggi in Europa. Nei primi 2 posti si piazzano Parigi e Londra, al terzo c'è Catania, ma chiaramente lontana dalle prime 2 sia per dimensioni che per qualità dell'offerta turistica e per popolazione. Soddisfazione esprime il sindaco Enrico Trantino. È chiaro che consideriamo anche chi viene per andare altrove, che non si ferma solo in città, e stiamo lavorando proprio per migliorare l'offerta qualitativa della nostra ospitalità anche attraverso il possibile insediamento di catene alberghiere in alberghi più prestigiosi. Ma a prescindere da questo, comunque Catania ancora una volta dimostra di quanto il suo aeroporto, di quanto la sua posizione nodale nel panorama siciliano la faccia diventare
città che possa beneficiare di un crescente flusso di passeggeri. Un'altra possibile spiegazione all'input di prenotazioni per lo scalo catanese è il ritorno in Sicilia di numerosi isolani, lavoratori fuori regione, che per le vacanze natalizie scelgono casa propria per riabbracciare gli affetti, certamente, ma così, giusto per gioco, perché poi le classifiche valgono quel che valgono, divertiamoci nell'immaginare un albero di Natale a forma di arancino da condividere con i tanti turisti presenti in città e che sia un buon Natale per tutti. Un tuffo nella magia del Natale e nella forza dell'immaginazione al Teatro Pirandello di Agrigento. Il Bosco Incantato ha conquistato gli alunni delle scuole elementari della città e della provincia, trasformando il teatro in un mondo di sogno, colori ed emozioni. Davide Sardo. Un'esplosione di colori, musica ed emozioni ha acceso il Teatro Pirandello di Agrigento. Per gli studenti delle scuole elementari della città e della provincia è andato in scena il Bosco Incantato, uno spettacolo capace di trasformare la magia del Natale in un'esperienza da vivere e ricordare. Il mio personaggio all'interno di questo spettacolo è esaurito, però c'è anche, come dire, un lieto fine per lui. Questo lieto fine è il messaggio appunto che vogliamo dare attraverso questo spettacolo, che è quello di ritornare a vivere le feste in maniera serena. Un viaggio immersivo in un mondo fiabesco dove amicizia, cooperazione e resilienza diventano messaggi universali. Un bambino che sogna 7, 8, 9 anni, che cosa può pensare? Che l'amore non deriva da un bene materiale, ma da un gesto e un pensiero che c'è dietro a un regalo. Scenografie suggestive, costumi vivaci e una colonna sonora coinvolgente hanno rapito grandi e piccoli, trasportandoli in una dimensione sospesa tra sogno e realtà. Gli elfi sono come una fabbrica di lavoratori, artigiani che cercano di mantenere uno standard qualitativo, il fatto in casa, e devono lottare con le multinazionali, Amazon Prime, che invece consegna al posto loro molto più velocemente i prodotti delle multinazionali, e questo comporta una perdita di valore intrinseco in termini affettivi, emozionali. Un successo di pubblico e di emozioni che ha confermato il Teatro Pirandello come luogo di cultura, crescita e immaginazione per le nuove generazioni. Bene, adesso una pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio. Il Catania prepara la partita con l'Atalanta Under 23 che chiuderà il girone di andata assegnando il platonico titolo di inverno che però spesso indirizza la stagione. Sentiamo Marco Carli. L'ultima tappa, almeno per il 2025, con un traguardo volante che Toscano vuole varcare per primo. Lo ripete da tempo e il pareggio di Potenza, condito dalle polemiche arbitrali e da quasi un'ora e mezza giocata in superiorità numerica, recupero compreso, non ha frenato la possibilità di fregiarsi del titolo d'inverno. Ma c'è il Benevento che ha raggiunto i rossazzurri e che giocherà prima in questa occasione. La squadra campana è in campo già il venerdì sera con il Cerignola. Dunque gli etnei sapranno il risultato e cosa dovranno fare con l'Atalanta Under 23 per chiudere il 2025 in vetta. Ma ovviamente, visto il cammino in casa, anche in termini di gol fatti 20 e di gol subiti 0, l'obiettivo iniziale non può essere diverso dai 3 punti. Una responsabilità che il Catania al Massimino ha saputo sempre sostenere. Nel recente passato, le ultime promozioni di Toscano con Reggina e Cesena nel 2019-20 e nel 2023-24 avevano visto l'allenatore, ora il Catania, passare davanti anche a metà percorso. Ogni corsa fa storia a sé, ma i rossazzurri sanno che per liberarsi della concorrenza di Benevento e Salernitana e anche di Cosenza e Casertana devono sprintare. Ogni tappa è importante, anche l'ultima dell'anno solare. Tutto per questa edizione Sicilia 24, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento alle 14, a tutti una buona giornata.